Adesso andiamo a letto con un po' di paura e sappiamo che non ci può essere neanche nulla perché anche un allarme secondo me non li ferma. O siamo noi che riusciamo magari a romperci le scatole un po' quando vediamo delle cose un po' inusuali, eccetera, oppure la daremo sempre vinta a questi personaggi qui. C'è rassegnazione e sconforto nelle parole di Patrick Marcon dopo il furto subito la sera dell'8 dicembre in via Pietro Gobbato a Ponzano. Siamo tornati a casa e io, come al solito, ho aperto le porte e ho fatto per entrare in camera da letto e la camera era chiusa da fuori. Nessuno scherzo dei figli, come invece distinto Patrick pensava. La luce accesa che si intravedeva dalle fessure della porta non ha lasciato più nessun dubbio. Ho trovato tutto aperto, balconi aperti, porta aperta e la luce accesa. Ovviamente ho visto il disastro e ho capito che erano passati a rubare. Questa era la mia cassetta, la cassaforte dove l'hanno divelta con un flessibile. Si vede anche da qua, hanno preso il muro e la cassetta ovviamente aperta a metà. Qualche gioiello in oro dei soldi arrivati dalle tredicesime tenuti da parte per qualche regalo in vista del Natale, ormai alle porte. Un colpo messo a segno in modo sicuro, forzando lo scuro e la finestra del bagno, l'unico punto esterno non illuminato dell'appartamento al piano terra della zona residenziale di Ponzano. Sapere che c'è la cassaforte, venire colpo sicuro, immagino che possono avere dei metal detector, ok, però entrare sapendo che ci sono le casseforti, sapendo che c'è qualcosa dentro. Io questo sinceramente non me lo spiego. Noi qua abbiamo anche il controllo vicinato, quindi abbiamo dei gruppi WhatsApp dove ci scriviamo sempre quello che succede e né persone che conosco dietro hanno visto o sentito niente, né il mio vicino di casa che era in casa ha sentito. Anche se dovessero sentire, però giustamente chi viene a romperci le scatole sapendo che magari stiamo facendo dei lavori in casa a quelle ore lì. Non bastano più né allarmi né i controlli del vicinato allo sfogo di Patrick. Resta viva quindi la preoccupazione e la paura per il senso di impotenza davanti a quello che è un fenomeno a cui sembra di non riuscire a trovare una soluzione. Mi fa preoccupare proprio il fatto che siamo sempre in mezzo a dei condomini e nessuno vede e sente mai nulla. Questo è una cosa che mi fa sicuramente preoccupare. Non il solo caso di irruzioni in casa in questi giorni, l'ultimo in ordine di tempo a Montebelluna, dove un gruppo di malviventi si è introdotto in casa del suocero del consigliere comunale Daniele Pincin, anziano che da un po' di tempo si trova in casa di riposo. I ladri avrebbero addirittura fatto uso della casa dell'uomo, dormendo, bevendo e fumando, rovistando ovunque e lasciando l'alloggio completamente a soqquadro.